Ieri, nella tarda mattinata, un gruppo di visitatori è stato qui presso di noi e purtroppo un membro di questo gruppo ha fatto un danno alla Paolina Borghese. 3 dita del piede destro sono andate in frantumi, come era già successo anche in un'altra occasione. Il colpevole dovrebbe far parte di una piccola comitiva di 9 austriaci che avevano prenotato la visita e quindi dovrebbero essere facilmente rintracciabili. Importante è il ruolo della Guardiania, che ha subito recuperato i frammenti e lanciato l'allarme. Abbiamo chiamato i carabinieri di Pieve del Grappa, abbiamo chiamato la soprintendenza e poi ovviamente abbiamo lavorato di concerto con il nostro restauratore. I tempi del restauro non sono ancora stimabili, ma è importante ricordare la fragilità di luoghi come questo. Noi qui ci troviamo in uno dei musei più fragili al mondo. È una gipsoteca, quindi una raccolta di gessi, e quindi i visitatori, fruendo delle opere, devono comunque prestare la massima attenzione e devono tenere le distanze di sicurezza. Ai visitatori viene chiesto di portare lo zaino davanti al torace e l'auspicio è che si possa individuare al più presto il colpevole. La speranza è proprio questa. Abbiamo ovviamente fornito ai carabinieri tutte le informazioni in nostro possesso, più il filmato che lo riprendeva durante appunto il danno. Quindi tutti i dati necessari sono in mano dei carabinieri, loro stanno conducendo le loro indagini, quindi la speranza è che il responsabile venga individuato, nome e cognome, e che abbia appunto che paghi i danni causati all'opera.